Questa è la storia di Padova in epoca romana. I Paloveneti abitavano Padova già dall'XI secolo a.C. Nel 225 a.C. decidono di allearsi con i Romani, con cui legano sempre di più, portando Padova, all'epoca chiamata Patavium, a diventare un municipio romano, nominalmente nel 49 a.C. e ufficialmente nel 45 a.C. con la Lex Iulia Municipalis. Diventa una delle più ricche città dell'impero, grazie soprattutto all'esportazione di pezzi di lana e l'allevamento dei cavalli. A Padova nasce Tito Livio, uno dei più importanti storici della Roma antica. L'imperatore Augusto divide l'Italia in 11 regioni per semplificare la burocrazia e Padova va a finire nella 10ª regio, con capitale Aquileia, con cui era collegata grazie alla via Annia che partiva da Adria. A quell'epoca la città aveva come vie principali il Cardo e il Decumano, che si incontravano nell'attuale Piazza Duomo, e via Altinate e l'attuale via Roma, che si incontravano dove allora c'era il Foro, ora tra piazza Cavour e piazza Garibaldi. Le terme si trovavano su un'area che oggi si trova tra il municipio e via San Canziano. Dell'arena invece è visibile il muro mediano e aveva dimensioni simili a quella di Verona, mentre il circo sorgeva dove oggi si trova il Prato della Valle, come anche il Teatro Zairo, di cui sono visibili i resti quando la canaletta dell'isola Memmia viene prosciugata. Rimangono alcuni ponti, rimaneggiati in età medievale, come ad esempio il Ponte dei Tadi e Ponte Molino, che è anche quello più lungo. Sotto la riviera dei ponti romani si trovano interrati il Ponte Altinate e il Ponte di San Lorenzo, che è uno dei primi ponti ad arco ribassato del mondo. Delle mura romane rimane poco, erano fatte di grossi blocchi di tracheotougania, basse, e probabilmente erano state costruite non per uso difensivo, ma per rappresentanza, dato il prestigio e la ricchezza di Padova.